Ondata di temporali si abbatte sulla Marca, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e pali divelti, un fulmine si abbatte sulla centralina Enel ad Asolo, centinaia di utenze senza corrente. Non solo Asolo, disagi anche a Montebelluna, Nervesa, Fontanelle e Spresiano, a Castelfranco un grosso ramo finisce su un'auto in sosta, problemi anche sulla linea ferroviaria Treviso-Udine. Ieri l'inaugurazione del rimodernato ponte della Priula-Susegana, ma spuntano già i primi problemi, i ciclisti denunciano la pericolosità dei parapetti, sostegni affilati come lame. Cortina-Milano 2026, meno 2 giorni al voto di Losanna, l'assessore regionale al turismo Canerra, la nostra candidatura migliore di quella di Stoccolma, ma attenti alla politica, il governatore Zaia, vinca il dossier, noi siamo pronti. Lunedì alle 14.30, edizione straordinaria di Antenna 3 per seguire passo dopo passo la decisiva sessione del CIO a Losanna. L'annuncio previsto alle 18, ospiti in studio e collegamenti con la piazza di Cortina in attesa. Avevano denunciato il furto del denaro che si trovava all'interno di alcune slot machine installate in un bar di Asolo, ma si erano inventati tutto, 2 denunciati. Presentato programma e percorso del Gay Pride a Treviso il prossimo 29 giugno, attese oltre 3.000 persone, delusione degli organizzatori per non aver ottenuto il patrocinio di Casugana, speravamo in un segnale. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'ondata di maltempo che questa mattina ha colpito la Marca in primo piano, tante le chiamate ai vigili del fuoco dopo 30 minuti di pioggia intensa e vento forte che hanno provocato la caduta di alberi e pali telefonici, l'episodio di maggior rilievo ad Asolo. Un fortissimo boato che ci ha buttato giù dal letto in un battibaleno. Proprio una bomba, tipo una bomba. Ed ecco l'effetto di questa bomba nella foto scattata qualche minuto dopo il boato del fulmine che ha centrato la cabina elettrica di Casella d'Asolo. Nelle prime ore del mattino un fulmine ha creato un danno, come vede, alla cabina qui presente, facendo saltare la corrente, per cui 220 utenze sono completamente provviste ora di corrente elettrica. Diverse vie sono state interessate dal danno. Fortunatamente i vigili del fuoco volontari di Asolo sono subito intervenuti nella zona per mettere in sicurezza, sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel e siamo qui presenti insieme al responsabile dell'ufficio lavori pubblici per verificare il corso delle operazioni per il ripristino della corrente elettrica. Un fulmine è caduto mentre su tutta la pedemontana imperversava un forte temporale con notevoli raffiche di vento e pioggia torrenziale. Un lampo che scaricandosi a terra ha completamente devastato la cabina con danni ingenti e soprattutto serie difficoltà a riallacciare l'energia elettrica a gran parte di Casella. Disagi importanti per frigoriferi ma anche semplicemente per la produzione di acqua calda subiti da oltre 500 residenti. E questo episodio di maltempo qui ai piedi delle colline asolane è già passato alla storia come il sabato dei 2 fulmini. Infatti a poca distanza dalla cabina di Via da Ponte quasi certamente un secondo fulmine ha centrato questo gelso, sventrandolo e spargendo pezzi di tronco per decine di metri tutto attorno. Una bufera durata quasi un'ora che per fortuna oltre alla cabina e al gelso non ha procurato altri danni a cose ma soprattutto a persone. Ora tutti attendono il ripristino della corrente. Dal centro operativo dell'Enel le informazioni sono di un possibile ripristino verso il tardo pomeriggio sera, salvo che non ci siano magari riscontri di danni ulteriori. E se Asolo è stato certamente l'episodio più rilevante del maltempo di oggi, per tutta la giornata c'è stata la mobilitazione dei vigili del fuoco in diverse zone della Marca. Sentiamo. L'ondata di maltempo di questa mattina ha provocato danni un po' ovunque nella Marca, non tanto per la pioggia quanto per il vento che ha provocato il distacco di rami quando addirittura la caduta di alberi e della palificazione dell'energia elettrica e del telefono. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, mentre solo per Castelfranco da rilevare come un grosso ramo si è precipitato su un'auto in sosta a ridosso dell'ospedale, procurando il parziale sfondamento della cappota del vetro anteriore. Forte la mobilitazione dei vigili del fuoco, con quasi una quarantina di interventi. Qui siamo in via Calbassanese a San Floriano di Castelfranco, per pali telecom divelti dal vento, come a Codognè in via Campagne. Tanti gli alberi caduti sulle strade, alcuni anche in centro città, come qui a Montebelluna, dove 2 condomini di via Duse sono rimasti bloccati per ore dalla caduta di un grosso ramo di cassia che si è messo di traverso all'entrata. Intervento simile a Motta, presso l'Ecocentro, e anche tra Nervesa e Arcade, dove in piazzale Berti, causa caduta rami, si è temuto anche lo straripamento di un canale vicino.
Infine è da segnalare che la fitta pioggia e le raffiche di vento che spostavano arbusti e rami a ridosso delle rotaie hanno procurato ritardi anche di 90 minuti per i treni nella tratta Treviso-Udine. Unico lato positivo della situazione meteorologica è il repentino abbassamento delle temperature di oltre 10 gradi. Una situazione che già domenica e soprattutto lunedì cambierà, riportando sole e temperature oltre i 30 gradi in tutta la Marca. Lasciamo il maltempo per tornare sul ponte della Priula. Dopo l'inaugurazione di ieri è tornato il traffico lungo i 430 metri tra le due sponde del Piave. Tutto bene quindi? Non proprio. Guardate che cosa ci hanno segnalato gli appassionati del pedale. È tornato a scorrere il traffico lungo il ponte della Priula. Più comodo e più sicuro, come ci racconta un ex conducente pullman. Qua era un disastro una volta perché camion sempre più grandi, traffico e biciclette in mezzo. Non te potevi scappare da là, no? Adesso io ho fatto un bel ponte, però poteva stare 30-40 cm, 40-40 che fa 80, la strada è più larga, no? Domanda più che legittima quella del nostro telespettatore che ci fa subito notare. Bel ponte, però così anche rogne e biciclette qua. Qualche anziano che va dentro qua che va dentro qualcuno. E in effetti tutto il parapetto montato a protezione della ciclabile in realtà con questi spuntoni rischia di essere davvero pericoloso. Basta una ventata un po' forte del camion di turno che magari fa sbandare un po' il ciclista di passaggio o due biciclette che si incrociano un po' malamente. Basta insomma perdere anche solo per qualche istante il controllo della bicicletta che diventa quasi matematico finire su uno di questi pali dal profilo tagliente. Certo l'ANAS forse è più specializzata per il traffico motorizzato che a pedali, ma considerando gli oltre 11 milioni di euro del costo complessivo, calcolare di mettere in sicurezza anche questa parte del ponte non sarebbe stato male, anche per i tanti cicloturisti stranieri che scendono da nord lungo il Piave per raggiungere Cortellazzo e l'Adriatico. Per questo ora i cittadini si chiedono: adesso che mi rimane un'altra volta? Va bene che siamo in Italia, fa e adesso fa sempre a lavorare, no? Vedremo adesso. Ed ora parliamo di Cortina Milano 2026, meno 2 giorni alla decisione di Losanna, weekend decisivo per accapararsi gli ultimi voti, la candidatura italiana al dossier migliore, restano i timori per il peso politico di Stoccolma. Intanto anche una leggenda dello sci chiede di votare per Cortina, sentiamo. So I'm really hoping that Cortina gets the 2026 Olympics. I've had so many great memories on that track. It's an amazing place, incredibly beautiful, and everyone is incredibly passionate about winter sports. Con un endorsement del genere firmato Lindsey Vonn, ovvero la più grande sciatrice di tutti i tempi, per Cortina Milano 2026 non dovrebbero esserci problemi. Ma gli addetti ai lavori sanno che il traguardo, per quanto vicinissimo, può essere irto di ostacoli proprio all'ultimo metro. Meno 2 giorni all'appuntamento con la storia a Losanna, il weekend cruciale con le diplomazie al lavoro. E l'assessore regionale al turismo, ospite di 20 ai 10, fa capire che dietro le quinte c'è un mondo che va al di là dei dossier. C'è il timore di un peso politico? Sì, c'è il timore di un peso politico. Se ci si basa sul luogo, sulla bellezza e sull'aspetto tecnico di come è stato fatto questo dossier, che non ha tralasciato nulla, io credo non ci siano dubbi. Il problema è un altro, è che come sempre la politica interviene, purtroppo, a volte anche in chiaroscuro. 48 ore di fuoco, oggi il governatore Luca Zaia è partito per Losanna, postando sul suo profilo Facebook la camicia e la cravatta rigorosamente griffate Cortina Milano. Con lui a Losanna, oltre al governatore lombardo Fontana e ai sindaci Sale e Ghedina, una delegazione che conta 66 medaglie olimpiche e paralimpiche, e fra gli altri l'ex CT della nazionale italiana Marcello Lippi, i presidenti di Milan e Inter Paolo Scaroni e Steven Zang. Lunedì sbarcherà anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una giornata intensa che Antena 3 seguirà in diretta con un'edizione straordinaria a partire dalle 14:30 con ospiti in studio e collegamenti da Losanna e da Cortina, dove in piazza la città attenderà la decisione. Cortina Milano ha dalla sua un dossier migliore e sostenibile e l'appoggio della gente. Tutte le carte in regola. Basterà? Dal resoconto che abbiamo noi adesso, in teoria dovremmo essere tranquilli. In realtà sappiamo che tutto può cambiare, anche la regina svedese si è messa, i reali svedesi si sono messi in corsa e stanno spingendo. E lo sgambetto potrebbe essere paradossale.
Il rischio che abbiamo noi è che si dica che magari si danno le Olimpiadi a Stoccolma semplicemente perché la Svezia non le ha mai avute, a differenza dell'Italia che ha già avuto 2 edizioni e questa sarebbe la terza. Noi però diciamo una cosa, che se questo è il vero obiettivo, allora lo si doveva dire prima, perché a quel punto non ci saremmo nemmeno messi in corsa. Cioè, se ci dicono guardate che il criterio principale di base è che prima si privilegia chi non ha mai avuto, non ha mai gestito un'Olimpiade, allora bastava dirlo subito e probabilmente avremmo fatto un passo indietro. A qualcuno diamo un po' fastidio, no? Un po' di invidia purtroppo esiste, io lo noto in tante situazioni e quindi non vorrei che magari anche qualche altro paese europeo, no, soprattutto quelli del nord Europa, siano più propensi a votare verso la Svezia che non a votare verso l'Italia. Pessimismo o realismo lo scopriremo lunedì, il giorno dell'appuntamento con la storia. Ed il governatore Zaia è arrivato a Losanna in queste ore ribadendo vinca il dossier, non la politica. Noi siamo pronti, sentiamolo. Io penso e spero che la politica resti fuori da queste partite e qui noi vorremmo confrontarci seriamente sul dossier, sulle scelte tecniche che abbiamo fatto come abbiamo fatto con la Commissione di Morario. Dico anche che poi immagino che ognuno abbia, come si può dire, abbia i propri innamoramenti, ci sta, penso a qualche delegato che magari ha più vicinanza con Stoccolma piuttosto che qualcuno con noi, però è pur vero che alla fine spero sportivamente che vinca il dossier. Direi che arriviamo con tutti i presupposti, no? La notte prima degli esami ci arriviamo sapendo di aver studiato, di aver fatto i compiti per casa, insomma non siamo impreparati. Adesso si tratta di capire bene come gestire la presentazione, questa fase finale, che non è una messa cantata per noi, questo è chiaro, la facciamo con un grande senso di responsabilità e pensando che dobbiamo ancora parlare del nostro dossier, del nostro progetto, magari parlando anche a quelli che ancora hanno dei dubbi, delle perplessità o sono indecisi. Dopo quelle annunciate nei giorni scorsi c'è stata un'altra assenza importante dell'ultimo momento tra i membri del CIO che lunedì sceglieranno a Losanna la sede dei Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali del 2026. Questa mattina ha rinunciato anche la campionessa olimpionica canadese di hockey sul ghiaccio Hailey Wickenheiser. La sua defezione si aggiunge a quella del Granduca di Lussemburgo Henry, del principe ereditario del Bhutan e della tiratrice slovacca Danka Bartekova. I votanti scendono quindi a 82, ma il quorum resta a 42 con la teorica possibilità di una parità a 41. In tal caso si dovrebbe rivotare ad oltranza. Ed ora siamo alla cronaca. Avevano denunciato il furto del denaro che si trovava all'interno di alcune slot machine installate in un bar ad Asolo. Loro stessi però sono finiti nei guai, denunciati 2 vicentini. Si erano recati presso la caserma dei Carabinieri di Bassano il 30 maggio scorso per presentare la denuncia di un furto. Si tratta di 2 vicentini, entrambi nati a Marostica, di 52 e 42 anni, titolari di una società di giochi nel Vicentino. In pratica i 2 residenti a Bassano del Grappa avevano dichiarato ai militari di essere stati derubati della somma di 2.700 euro contenuta all'interno di alcune slot machine installate presso un bar di Asolo. Ma i risultati delle indagini hanno portato ad un'altra verità. I 2 vicentini volevano ricavare un utile sottraendolo all'erario dello Stato. Insomma, nessun furto. Ora sono stati denunciati per simulazione di reato. Delusione per gli organizzatori del Pride Treviso non aver ottenuto il patrocinio dell'amministrazione comunale. Nel frattempo è stato approvato il percorso del corteo in centro storico. Insomma, ci aspettiamo una grande partecipazione. Ultimi preparativi per il Pride Treviso. Almeno 3.000 persone sono attese in città sabato 29 giugno. Il corteo partirà dalla stazione e percorrerà poco più di 1,5 chilometri in pieno centro storico. È rimasto quello che abbiamo proposto, partiremo dalla stazione come è successo nel 2016, seguiremo poi per Piazza Borsa, Piazza dei Signori, percorreremo tutto il Calmaggiore, arriveremo fino in Porta Caccianiga e da lì gireremo verso i Bastioni San Marco dove il percorso si concluderà. A fine corteo la festa continuerà ai Bastioni San Marco con una serie di eventi.
La richiesta di patrocinio presentata dal coordinamento LGBTE di Treviso per il corteo è stata rifiutata dall'amministrazione guidata dal sindaco Mario Conte, così come la processione di protesta organizzata dai pescatori di pace che si svolgerà domani lungo le vie del centro storico. Gli organizzatori del Pride se lo aspettavano perché è anticipato da tempo, ma per loro era comunque doveroso richiederla. Sì, abbiamo chiesto il patrocinio e la risposta è stata negativa. Ciò non significa che non continueremo un dialogo rispettoso e propositivo nei confronti delle tematiche che noi portiamo avanti, ma sarebbe stato auspicabile un sì e la riteniamo un'occasione persa. Sono solo fanatici ottusi. Con favorevole ottimismo è stato accolto il commento di Don Paolo Pigozzo, parroco 47enne della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice della Chiesa Votiva. Il sacerdote non condivide le motivazioni alla base della processione per riparare allo scandalo di eventi come il Pride Treviso. Parteciperà anche Don Paolo? Nel caso in cui volesse partecipare sarebbe assolutamente il benvenuto, lo accogliamo così come accogliamo chiunque abbracci gli ideali e i valori che questa manifestazione porta avanti. Nel condominio dove il 20 maggio è stato trovato il cadavere del 50enne vegliato dalla madre, tutto è come prima. La madre aveva vegliato il figlio morto per 7 mesi, l'appartamento per tutto il tempo è stato trasformato in discarica per l'accumulo di rifiuti, non è mai stato bonificato. Ora i condomini, esasperati dalla situazione dei cattivi odori, chiedono che il comune possa intervenire. Al nostro microfono il sindaco Mario Conte, che ha preso contatti con la Contarina per procedere alla bonifica. Sentiamolo. Sì, proprio questa mattina abbiamo affrontato la tematica, il Comune si è messo in mezzo tra la famiglia e Contarina, c'è di mezzo anche un debito pregresso, quindi noi siamo intervenuti, adesso nel giro di pochi giorni la situazione verrà risolta, Contarina interverrà per ripulire l'appartamento e quindi eliminare anche quei cattivi odori che purtroppo hanno caratterizzato quella palazzina. Invito i condomini a stare tranquilli perché la situazione è sotto controllo e proprio nel giro di pochi giorni tutto sarà risolto. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Mai così in alto il FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Da questo fine settimana ha preso il via il progetto di valorizzazione del paesaggio storico di Malga Fontana Secca sul Grappa. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ha inaugurato il cantiere per la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del Monte Fontana Secca, una donazione ricevuta nel 2005 da Liliana e Bruna Collavo con ben 150 ettari di boschi e pascoli di alta quota. La montagna è storia, sostenibilità, lavoro e tradizioni e questa oasi sul Grappa del FAI rappresenta una novità per il sodalizio che ha letteralmente valorizzato e qualche volta salvato stupendi pezzi del territorio italiano. Pezzi unici da far rivivere nel territorio di appartenenza. La Malga sarà protagonista di un percorso di sviluppo del progetto Alpe che unisce il restauro del paesaggio storico e la rivitalizzazione dell'agricoltura, dell'allevamento e come per esempio la vacca di antica razza burlina, ma ovviamente anche la mappatura e la valorizzazione del patrimonio di memorie rappresentato dalle trincee della Grande Guerra, perché se sono tornati i prati non deve però scomparire la memoria. 10 anni dopo il tornado che devastò Vallà, torna la canzone dei Los Massadores, suonata da 400 musicisti, che aiuterà questa volta le popolazioni del Bellunese colpite dalla tempesta Vaia. Eccoli tutti insieme, cantanti e musicisti. Per accogliere i 400 artisti provenienti da tutto il Veneto è servito un campo di calcio. Chitarre, batterie e fisarmoniche hanno suonato all'unisono la canzone Ioani, divenuta nel 2009 il simbolo di quel catastrofico evento atmosferico e l'inno di rinascita del paese di Vallà.
Oggi in anteprima è stato pubblicato online il video del regista Dimitri Feltrin, videomaker e vice sindaco di Riese Pio X. Il concertone è stato realizzato in occasione del decennale della tromba d'aria di Vallà dai Los Massadores, di cui il sindaco Matteo Guidolin ne fa parte, e dal gruppo Giovani Vallà. Un modo per non dimenticare quel tragico evento. A Vallà fortunatamente non ci furono vittime, ma la devastazione fu simile a quella di un sisma. Musica, allegria e sorrisi nel segno della solidarietà e della forza di un paese di rialzarsi. Dopo il concerto la festa è continuata e con l'occasione sono stati raccolti 8.000 euro che saranno donati al fondo istituito dalla provincia di Belluno. Fondi devoluti quindi per i cittadini che lo scorso autunno hanno subito i danni della tempesta Vaia. 2.000 euro sono stati donati invece per il progetto Disabili del Centro Atlantis di Castelfranco Veneto. Ed ora parliamo della Corri Treviso. Sono due azzurri a conquistare la manifestazione di Piazza dei Signori. Nekagenet Crippa ed Elena Romagnolo, oltre 740 gli atleti iscritti alla kermesse, fra loro anche il sindaco Mario Conte. L'arrivo in volata dell'azzurro Nekagenet Crippa della Trieste Atletica, è lui a vincere la 30ª edizione della Corri Treviso, la kermesse su strada, che ieri ha visto sfilare oltre 740 atleti. La prova con l'organizzatore della Corri Treviso Enrico Caldato, un'edizione veramente super, quella numero 30. Sì, veramente al di sopra delle nostre più rosee aspettative. Abbiamo fatto più di 700 iscritti, quindi in crescita nuovamente quest'anno, è una grande soddisfazione per noi. Crippa ha preceduto nella prova maschile di 10 km Pietro Riva delle Fiamme Oro Padova. Siamo partiti un po' piano perché volevamo studiare il percorso, tanti perché non l'avevano mai fatto, e quindi è stata una gara un po' per studiare sia gli avversari che il percorso. Poi gli ultimi giri diciamo che si è fatto anche il percorso da solo, ha fatto selezione, e gli ultimi 3 giri ho voluto provare ad accelerare un po' di più ed è andata bene. Per le donne ha subito allungato la falcata durante il terzo dei 5 giri Elena Romagnolo, conquistando la medaglia d'oro davanti a Sara Broggiato. Sì, sono contenta della mia prestazione, arrivo da un bel periodo di preparazione e di gare che ho portato avanti con continuità, infatti comunque i risultati si stanno vedendo. È la prima volta per me a Treviso e stamattina ho avuto l'opportunità di fare un giro insieme alla mia famiglia per il centro storico, mi è piaciuto un sacco. La serata si era aperta prima con le gare giovanili valide per il campionato regionale, prima del via il saluto dell'olimpionico di ginnastica Igor Cassina. Non solo, ma ben 650 gli atleti al via nella gara aperta a tutti. Non poteva mancare il sindaco Mario Conte, che ha passato il traguardo dietro al collega di Preganziol Paolo Galeano, arrivato 69esimo. Si è chiusa così in un clima magico questa 30ª edizione della Corri Treviso. Ultima puntata della prima serie di 40, quella andata in onda ieri sera su Antenna 3, tra gli ospiti l'imprenditore e appassionato di ciclismo Remo Mosel, che ha apostrofato così uno dei tanti progetti sul velodromo di Treviso, riproposto in un servizio di oltre 30 anni fa. Si è chiusa in bellezza l'ultima puntata della prima serie di 40, il programma che ha riaperto gli archivi televisivi di Antenna 3. E si è chiusa con un protagonista di marca dal nome che non ha bisogno di presentazioni, Remo Mosole. L'abbiamo punzecchiato recuperando un servizio sul velodromo progettato dal comune di Treviso nel 1987 e che doveva sorgere sopra la discarica di via Orsenigo. Se devo dire la verità, come sempre, tutte chiacchiere. Era un velodromo non funzionante già di partenza, aveva 180 metri di anello, che minimo ci occorre 250, né un centimetro più né un centimetro manco. Non farmi dire niente, va bene così. Remo Mosole è prima che imprenditore appassionato di ciclismo. Così ieri sera ha ricordato così perché è arrivato a costruirselo il velodromo delle Bandie. Io ho cominciato nell'83, quando ho inventato il mondiale sul Montello, pista a Bassano e cronometro sulla strada di Treviso, Montebelluna. In quell'occasione avevo proposto di fare la pista dove attualmente stiamo facendola. Il velodromo di Treviso avrà una funzione di 3-4 mila anni.
perché non andrà per terra mai, perché è costruito con cemento vero e proprio, con schiacciamento 1400 a tonnellata di schiacciamento, perciò anche se buttano bombe per terra non va mai. Per Mosole, riguardando un trittico di Conegliano di fine anni '80, il ciclismo è quasi una fede. Il ciclismo dà del suo a tutti gli altri, fa arrivare le famiglie complete, non pagano niente, si divertono, vanno a casa, alla mattina non hanno speso i soldini, vanno a lavorare volentieri e producono. Scuola di vita, e voglio dire in diretta qua da te, che chi fa fatica sul lavoro in qualsiasi parte è palestra di allenamento. Oggi non fanno più palestra perché c'è più la cultura di allenamento. Una volta si faceva la palestra sul lavoro per si prendeva i soldini. Oggi lavorano meno e vanno in palestra a pagare la palestra per alzare 2 quintali. Poi sul lavoro non possono alzare 30 kg. Ed è davvero tutto da Treviso, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone torna a prendere possesso delle nostre regioni, sarà una domenica soleggiata. Vediamo il dettaglio del 23 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno al massimo velato ovunque, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi dove non si escludono anche degli acquazzoni, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche veloce rovescio, specie sui rilievi durante le ore pomeridiane. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 29 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.